Gli hotel veneziani alla prova della ripartenza. Alcuni gettano il cuore oltre l'ostacolo e, rispetto alle previsioni più cupe, sono già una cinquantina gli hotel aperti in città. Abbiamo una cinquantina di alberghi che hanno avuto il coraggio di riaprire. Giorno dopo giorno sono partiti in due il giorno 18 di maggio, poi giorno dopo giorno si sono aggiunti. Una situazione strana perché in realtà qualcuno di loro ha già un tasso di occupazione che per un periodo come questo è accettabile, intorno al 25%, altri invece sono proprio completamente vuoti. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, ha le idee ben chiare sul prossimo futuro. Abbiamo avuto dalla SAVE l'assicurazione che ripartiranno le principali compagnie aeree, quindi si riapriranno i mercati internazionali e quindi è evidente che si apriranno per questo motivo anche gli alberghi. Conto che per fine giugno il 70% degli alberghi sarà aperto, poi alcuni salteranno a settembre quando inizierà la Biennale Cinema ed altri invece, soprattutto le aziende familiari che hanno la proprietà dell'immobile, forse potrebbero essere tentate di saltare addirittura l'anno e arrivare ad aprire alla primavera del 2021. Il momento è difficile, ma ottimismo e voglia di fare non fanno difetto. Il tasso di occupazione previsto ovviamente è basso per i mesi estivi, 10-15%, 20% al massimo, salirà nei mesi autunnali 35-40%, ma tutto dipende dal virus poi, perché se ci sarà una seconda ondata ovviamente anche questi dati andranno cambiati. Si tratta di un anno di sopravvivenza e noi albergatori siamo abituati a sopravvivere anche nei momenti più difficili e ce la faremo.